Anche la Chiesa Agrigentina dice no al futuro rigassificatore a Porto Empedocle in piena Valle dei Templi. Per mezzo di una lettera scritta da Don Angelo Chillura, dirigente della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, la missiva è indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella e fa un po' il punto della situazione. La Biblioteca Lucchesiana, istituzione impegnata dal 1765 nell'opera di formazione culturale e riscatto civile che mi onoro dirigere, scrive Chillura, si fa interprete e condivide il sentimento di stupore e di protesta degli agrigentini, intellettuali e gente comune sbigottiti dall'incomprensibile decisione governativa di allocare a Porto Empedocle, a ridosso della Valle dei Templi, sito UNESCO, sotto la casa natale di Luigi Pirandello, un impianto rigassificatore offshore da 8 miliardi di metri cubi l'anno, il cui gasdotto attraverserebbe il parco archeologico paesaggistico agrigentino. Tale assoluta contrarietà, già formalmente accertata dal referendum del 2009, scrive Chillura, sul deplorato progetto gasiero con il 98% dei no è oggi ulteriormente confermata e avvalorata dalla necessità che l'ambito riconoscimento di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, non sia smentito da atti di segno contrario che feriscono irrimediabilmente la città dei templi, quale avamposto di civiltà e presidio di cultura del paese nel Mediterraneo e nel mondo. Don Angelo Chillura si rivolge ancora all'onorevole Presidente Mattarella, affermando come, sebbene i vari governi che dal 1867 si sono succeduti nel tempo non abbiano brillato nella tutela della Valle dei Templi di Agrigento, tuttavia non hanno mai osato compromettere l'integrità di questo bene dell'umanità, ammirato e celebrato dai noti viaggiatori del Grand Tour come Goethe per la sua incontaminata bellezza. Nei famigerati anni 70 il sovrintendente Griffo, di cui oggi il Museo Archeologico di Agrigento porta il nome, impedì che nella piana di San Gregorio, sotto il Tempio della Concordia, da dove il Papa Wojtyła tornerà contro la mafia, fossero realizzati i capannoni della Fiat. Dopo la frana del 1968, il decreto Guimancini salvò definitivamente la Valle dei Templi da ogni tentativo di aggressione, portando l'estensione del parco archeologico paesaggistico a ben 1400 ettari circa, con vincolo di assoluta inedificabilità. Oggi il governo, conclude Don Angelo Chillura, e quello regionale si approntano ad aggredire e a compromettere irreparabilmente il parco della Valle dei Templi, decretando il 9 dicembre del 2023 la strategicità del devastante progetto gasiero che, attento alla storia e all'identità dell'intero paese, e particolarmente allo sviluppo, all'economia, al turismo e alla sua nostra Sicilia. Sarebbe inoltre immorale utilizzare risorse pubbliche italiane ed europee per finanziare opere che danneggiano il patrimonio culturale e universale. Pertanto, conclude Don Angelo Chillura, chiediamo vivamente e coralmente la sua moral suasion per scongiurare tanta ignominia e il ludibrio del mondo della cultura.